Sindaco, c'è anche un problema di pulizie, spesso stiamo vedendo che si arriva in città e però l'immagine che si dà non è dei migliori. Parliamo intanto di nettezza urbana, dopo i sacrifici che stiamo facendo notevoli e a settembre finalmente partiamo con la differenziata secondo gli step che già sono stati resi noti. Oggi stiamo vivendo una drammatica condizione per cui si verifica l'evento opposto dell'anno scorso, cioè l'anno scorso ci mandarono a scaricare i nostri rifiuti, ne produciamo in estate 100 tonnellate a fronte di un 80 di media. E ci mandarono, vi ricorderete, a scaricare a Comiso e a Lentini con un aggravio di costo per gli agrigentini. Ci siamo costituiti in giudizio nei confronti della Regione per il rimborso di questo maggiore costo. Oggi stiamo vivendo l'effetto opposto, cioè la nostra discarica abituale, che è siculiana, capace di accogliere in abbancamento 500 tonnellate, oggi è stata onerata, da alcuni giorni a questa parte, una decina di giorni, dei rifiuti di altri comuni siciliani, lontani, alcuni lontanissimi, penso a Piazza Armerina, tanto per dire, o Comiso, i quali arrivano nella discarica e saturano evidentemente queste 500 tonnellate, ergo da diversi giorni, circa 15 giorni, 15 camion di media nostri non riescono a entrare in discarica. Ora, certamente con l'avvio della differenziata il problema lo supereremo, però il tema grande è la Regione che non è riuscita a dare la risposta dentro un'idea di ciclo dei rifiuti serio in tutti questi 5 anni. E questo è qualcosa di grave, perché vedere sacrifici che vengono fatti in tutto l'anno e vedere in questi giorni la città per fortuna invasa da turisti, per fortuna dico, e poi in via Atenea i sacchetti della spazzatura che non riusciamo a rimuovere, è evidente che come si dice in siciliano senza voler essere bolzanini, narraggia l'arma, ed è questa ragione di qua. Ieri sera con l'ufficio legale abbiamo valutato l'ipotesi di costituirci in giudizio per danno all'immagine anche nei confronti della Regione. Dopodiché da settembre partiamo con la differenziata, questo problema lo supereremo.